sono in questo luogo dal 1254, probabilmente lo erano anche qualche anno prima perché Marco Ziani nel testamento dona il terreno coltivato a vigna a un ordine religioso, tra cui nomina anche i frati. Dopo questa donazione, appunto, i frati cominciano a costruire un primo conventino che probabilmente si trovava qui, e all'inizio del 300 una prima chiesa in stile gotico. Ci troviamo nel primo deposito della Biblioteca San Francesco della Vigna, è un deposito moderno che però contiene quasi esclusivamente libri antichi. Qui ci sono più di 60.000 volumi, tra cui 40.000 antichi. La tipologia di materiale conservata è varia, dai manoscritti a stampa, ai primi libri stampati. Manoscritti non ne abbiamo tantissimi, circa 1 migliaio, tra cui questa bella collezione di libri musicali. La seconda edizione è assoluta di una Bibbia poliglotta, è stata stampata dal Plantin tra il 1570 e il 72. Vi hanno lavorato circa per 2 anni, dicono una sessantina di operai per produrre sia i caratteri sia per assemblare i testi. È una Bibbia in 8 volumi e in 4 lingue, quindi l'ebraico, il caldeo, il greco e il latino. L'unica copia rimasta della prima stampa del Corano in caratteri mobili, fatta a Venezia dalla famiglia Paganino nel 1537-38. È un libro estremamente semplice dal punto di vista estetico, ma molto importante per i suoi contenuti. È l'unico esemplare attualmente attestato di questa edizione.